Sono una ventina le famiglie che per 3 giorni sono rimaste completamente senza acqua, costrette a lavarsi o cucinare utilizzando le bottiglie acquistate nei supermercati. Alcuni cittadini si sono invece recati da amici per riempire le taniche, una situazione difficile soprattutto nelle abitazioni dove vivono anziani. Da 3 giorni praticamente e siamo senza acqua. È un disagio non indifferente perché siamo nel 2022 e trovarsi senza acqua non è facile, insomma, soprattutto se si hanno anziani in casa. Come Sì. avete fatto? Niente, era un po' la meglio. Comunque come abbiamo fatto? Abbiamo preso ieri sera comunque avevamo un po' d'acqua, altrimenti zero. Niente, cucì da un'altra famiglia andare a prenderla. Aprivate il rubinetto e non c'era niente, Niente. neanche per lavarsi né per cucinare. Niente proprio. Andare a prendere col secchio e basta, per un goccio d'acqua. Rimasta senza acqua anche una cantina. Siamo stati senza acqua per 3 giorni e anche di più, è stato un po' impegnativo dovendo non solo accudire le faccende domestiche ma anche avendo una cantina e quindi... Come avete fatto? Mio marito si è adeguato, è andato a prendere acqua da un'altra parte e con la pompa ha pompato sia acqua in cantina che acqua ai piani alti della casa, perché abbiamo dei meccanismi in cui noi possiamo permetterci di farlo. Sono state giornate davvero difficili per molte famiglie. Anche noi il primo giorno ci siamo dovuti lavare con le bottiglie di acqua, quelle comprate al supermercato. Cioè, un disagio non da poco questo. Sì, e che noi siamo tutti autosufficienti, so di situazioni di famiglie con anziani che veramente sono andati molto male, insomma, anche perché un anziano, noi in qualche maniera ce la facciamo, l'anziano non è che puoi metterlo dentro la vasca e lavarlo con le bottiglie di acqua. Queste famiglie stanno tirando ora un respiro di sollievo, ma l'esasperazione dei giorni scorsi è rimasta. Arrabbiati anche. Un po' diciamo di sì, perché se erano 40 anni fa era un discorso, non c'era, ma al giorno d'oggi che praticamente ci sono tutte tecnologie e via dicendo, trovarsi senza acqua è un disagio non indifferente, insomma. E siamo sempre penalizzati noi più che altro, perché la zona in fondo al paese naturalmente l'acqua arriva.